Bella raga, ciao a tutti, il Cumendone veneziano, raga, ho dovuto ricominciare perché mi sono accorto che avevo messo cognome dove c'era il nome e nome dove c'era il cognome, cioè mio nome Ardit, cognome Marco, quindi ho dovuto rifare, ho fatto circa le stesse cose, cioè cagare, almeno ho fatto gli obiettivi della, della squadra, sono sempre con l'Androni, tutto uguale, solo che adesso mi chiamo Ardit Marco, e c'è il cognome Ardit e il nome Marco, quindi siamo un po' più normali, ecco. Vabbè, io direi di partire, ecco l'unica cosa sì che è cambiata, diciamo, non abbiamo come leader, abbiamo portato altra gente, cioè non abbiamo coso, no, dove cazzo sta? Pelucchi, Pelucchi è rimasto a casa, il nostro diciamo capitano è Mattia Cattani, un bell'uomo. Vabbè raga, questa è la mappa della terza tappa, vediamo gli obiettivi del team, speriamo bene. Ok raga, vai in fuga e inizio gare, tieni duro per il maggior tempo possibile. 100, ok, 130 km, sono diversi gli obiettivi. Devo fare 130 km. Ok, ardita adesso per fortuna, perché era un po' orrendo prima. Quindi devo cominciare la fuga il prima possibile. Queste prime gare seguiamole così perché sennò veramente si vede poco, raga. Cioè, purtroppo non è che siamo molto forti per il momento. Ok, se riusciamo a partire subito He's meglio. launching an attack! There's not much hope in it succeeding, but at least his family gets to see him on TV. Sì, cerchiamo di non perdere però terreno e di andarli a prendere. Ecco, direi che è già positiva la cosa. Possiamo andare a prendere i nostri amici? And he sprints away in Non sono attack! molto abituato a ste cose perché d'altronde, cioè, nel senso, non è che faccio le fughe di solito, io sono un pro, sono un leader, eccoli qua, eccoli qua, eccoli qua, eccoli qua, eccoli qua. Non riesco mica a prenderli però, eh? Ok. Uh-oh, the gap is widening. It's now more than 2 minutes. The peloton seems content to let it grow. Vediamo se riusciamo a andare un po' via. Ok, abbiamo 2 minuti e 38 di vantaggio sul peloton e questo è importante. Solo che non vorrei tirare solo io però, eh? Ok. Cooperazione gruppo. La cooperazione. Almeno così mi vedono, come si dice, la televisione è felice. Oh, pensa se la fuga di giornata va e vado a podio, ciao pipponi obesi. Comunque ho più uno prologo e più uno discese, più uno non mi ricordo. Tanto che siamo ultimi, ma cioè, la classifica generale non ci sorride molto, eh. Un attimo riposarmi perché sennò veramente, cioè, tiro solo io, cazzo. Con l'androni giocattoli, io me la godo l'androni giocattoli. Io sono un The bimbetto breakaway is not to felice. everybody's liking. The peloton has Attenzione, significantly chiedono increased its speed. cooperazione. Adesso devo anche riposarmi perché Gisbard, cioè, se praticamente ho tirato i primi chilometri sotto su tutto io. Allora che devo fare 130 km ragazzi. Così. Abbiamo 3 minuti e 13. Stiamo calando, eh. Siamo in calo, vai. Devo The fare più... pack is reducing the advantage with every turn of the pedal. They're moving along at a fair lick. Il You just gotta hang peloton. on. Io sono felice di far parte del peloton. Ok. E la borraccia? Rumaric? Ok, la borraccia c'è. Vabbè, devono stare così, diciamo che devo fare la fuga di giornata. Mi sta un po' sul cazzo, però. Siamo ancora dei bimbetti, siamo ancora. Siamo obiettivo di fuga, 33 km, 33 km su 130. Stiamo andando bene, stiamo andando. Aspetta, aspetta, aspetta. Devo tirare, cazzo. Sì, però tiro solo io, porca puttana. Cioè, mi girano anche i maroni, sinceramente, con tutto il rispetto, eh. Vabbè, devo fare questo lavoro qua, questo vuole la squadra, io farò questo, anche se mi girano un po' i maroni. Che vedo che fa fatica, il Kuma fa fatica.
Ok, 65 km su 130. Sì, però la fuga di giornata che comincia praticamente al chilometro 2, cioè la vedo un po' dura a portarla a termine, leggermente proprio, leggermente. Il veneziano è già morto, è ufficiale. Il Cume è già in condizioni pietose. Risparmia le forze, vabbè, più risparmia le forze, ma... Stanchetto, stanchetto, Marchetto è stanchetto. E cercare di recuperare, però non sarà duro a fare i 130, infatti non ce l'ho fatta neanche con le prime due tappe, perché mi hanno chiesto questo e non di fare i 30 km davanti, è un po' più semplice quella, però vabbè, insomma. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Merda, se ne sono un po' andati. Ok, sì, 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 siamo di nuovo tutti qua. Siamo di nuovo tutti qua. Riesco un po' a abbassare la frequenza. È importante fare più chilometri possibili, più riesco... Oh merda, mi sto distanziando. Attenzione, il Cume non ce la fa più. Ai ai ai. Li abbiamo persi ragazzi, purtroppo li abbiamo persi. Ho fatto quello che potevo, ma... sono stanco, raga. Basta, non li prendo più. Ok. Allora andiamo a proteggere Vendrame. Mi ha chiesto protezione, Vendrame. E proteggiamo Vendrame. Ok, è andata facendomi fare queste cose, però veramente mi fa arrivare sempre ultimo, per carità. Vittoria per Gilbert, c'è gente fortissima, grazie. Cioè, no, beh, bello, però questo è quello che vogliono. Buona. La soddisfazione manager è più bassa, però mi dai degli obiettivi più difficili, cazzo, sinceramente. Ho capito gregario, però vorrei fare una gara come cazzo dico io. Questa, ecco, tappone alpino, tappone alpino. Cioè, io questa vorrei... È che ho bisogno di fare punti per migliorarmi il livello, però che cazzo, vabbè, vediamo. A good Vediamo lead if they l'obiettivo. want to win. However, it has to be said that their chances of doing so are slim, Va if in fuga not per 100 non-existent. km. Che palle essere un gregario di merda, però. È più difficile rispetto all'ultima volta che ho giocato la Pro Cyclist. Vai. Oh boy, they're attacking a long way from home. And he sprints away in attack. Ma se siamo in due la vedo duretta, però. Ok. Andiamo a prendere l'altro per piacere. Sì, ho capito che fai così con la manina meravigliosa, ma... There's a breakaway. Dai, che sto sprecando chilometri, cazzo. Ok. Ok, siamo nel gruppo 1, questo è importante. Dobbiamo fare più chilometri possibili, ragazzi. Adesso questo è il nostro obiettivo. Cioè, è chiaro che arriveremo straultimi, però non abbiamo alternativa. Ok, no, 7 però, cazzo. Ma porca, vedi andare veloce, ti dà questo, diciamo, rischio. Ecco, adesso li ho ripersi, li riprendiamo. Ok. 2 minuti abbiamo dal peloton.
Vediamo se riusciamo a recuperare. Deve fare tanti chilometri, 100. 25 chilometri fatti su 100, pochissimi. E il marchetto è devastato. 1,36 dal gruppo. Ok. Vedi, se ne vanno i porconi. Ok, perfetto. Bello fare sti scatti che non servono a un cazzo. The little promenade is over. The Ecco, group has been il gruppo è overhauled. compatto. The tempo has slowed down. Something might be cooking. E qualcuno parte, devo partire anch'io. That's really a punchy attack. Ma non avevo la forza di partire. It's a good moment to show the team colors. Non ho proprio la forza. Ok, vabbè, ciao. Non ce la faccio più. Mamma mia che dura, raga. Ok, abbiamo gli ultimi 9 km, è chiaro che non potremo fare nulla, però mi piacerebbe quantomeno non arrivare ultimo. Sarei già contento. Iniziano le salitone, sì, salitone. Che siamo pendenze del 10%. Tan, 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 na, 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 na. Ok. Facciamo un po' il gel, poveretto, povero. Devastato l'uomo. Arrivo in salita per il cume. Ma d'altronde se mi danno sempre grazie ancora. Grazie. Che bello, finire sempre così è stupendo. Sono quelle cose che mi emozionano. Purtroppo tiro troppo all'inizio e dopo questi sono i risultati. Vabbè, dai. Non demordiamo, era chiaro che l'inizio doveva essere così. Grazie ancora. Ho fatto anche pochi chilometri al comando, cioè in fuga. Mediocre. Gli obiettivi più difficili però è stronzo, cazzo, cioè. Che sfiga, perché ho rotto il cognome, Dio santo. Jolly. Cosa vuol dire Jolly? Grazie. Livello 2? Posso... Oh! Ok, vediamo un attimo. Ok. Aumenta le caratteristiche a seconda dell'asse scelto. E adesso devo fare l'asse scelto, sì sì sì. Corsa a tappe, siamo migliorati. Bene, cazzo, bene. Ottimo. Dai, livello 2 pian pianino. E qua posso migliorare, vediamo. Allora, prestazioni. Per ottimizzare la data di questo periodo chiave stagioni nei corridori. Forza di volontà. Forma. Beh, questo adesso è presto. Carisma. Ottieni più punti ogni mese. Io farei questa per cominciare. Scoperta lo facciamo dopo. Io farei questo. Ottieni più punti. Ok, speriamo sia giusto. Boh. Devo farne 100 adesso, ok. Prossima tappa. Questa è un cronometro questo. Vabbè, questa è insomma le cronometro.
Sono ultimo, quindi comincio subito. Vai. Tanto, vediamo se riusciamo a fare una tappa e non finire ultimi. Finisci i primi 30, sì, vabbè, cioè, ma come cazzo faccio a finire i primi 30? Mi sembra un po' improponibile. Però il cronometro le ho sempre fatte fare a loro di solito. Ok. Andiamo avanti anche veloci tanto, insomma. Vai, 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 vai per gli ultimi chilometri. Vediamo se riusciamo a finire davanti almeno a uno. Grandissimi. Dai, insomma. Attenzione, beh, pare che il mio... beh, mi è dato tanto, cazzo, cronometro 69, 71 addirittura, eh. Cazzo, sono anche in forma, beh, posso fare una buona cronometro, alla fine, buona. Potrei finire tra i primi 30, ragazzi, speriamo. Siamo quarti per il momento, eh. È una cronometro veloce, le cronometro sono sempre un po', diciamo, tra virgolette, se hai un buon parametro puoi fare bene, contando che 69 più 2, 71 in categoria 2.1, ragazzi, potrei finire in top 10, no, se riesco in top 10 pippe. Vediamo se c'è subito la rinascita del Cume, siamo quarti, ragazzi, siamo quarti. Siamo quarti. Siamo quarti. Raga, calma. Quanti ne mancano non lo so, ma... Quinti, sesti, attenzione, arrivano i boss adesso, eh. Settimi, sarà dura finire in top 10. Ottavi, però i primi 30 penso di sì. Quindi se mi ha detto anche lui, vuol dire che avevo le potenzialità. Decimo, ok, fuori dai primi 10 sicuro. È anche giusto, dai. Undicesimo. Dimmi che Philip Gilbert, dai che ne mancano pochi secondo me. Sì, sì, bene, mancano pochi, siamo quindicesimi. Dai, sì, matematicamente siamo in top 30. 17esimi, vabbè. Godo, cazzo, godo. Ottimo direi, però rimango sempre ultimissimo che la mia, quello era chiaro. Però bella questa, eh. Molto buona. E si sale ragazzi, e si sale. Ok, penultima tappa da aggregare, comunque dai, non male. Qua abbiamo super montagna. Obiettivo della tappa 6. Rimane in testa gruppo per almeno 20 km, perfetto. Questo è anche semplice. Cerchiamo di farla, grazie. In testa al gruppo devo stare. Ok. Io devo stare in testa al peloton. Ok, dai. Facciamoci questi 20 km. Cinque chilometri su 20. 10 km su 20, ma no. Dai, 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 dai. 15 su 20. 20 su 20. Boom boom, signori. Boom boom, boom boom, boom boom. Boh. Ok. E adesso possiamo, tra virgolette, stare tranquilli. Eccoci qua ragazzi, siamo all'inizio della salitona. Mancano 15 km. E però sono molto più riposato, quindi magari chissà che non possa fare una prestazione un attimino più decente, porca miseria. Guardate che bello il comendone, Androni giocattoli e me lo godo. Però sono piantato, sono comunque piantato, non capisco il perché. Cerchiamo di non mollare il peloton, grazie.
Non vorrei finire ultimo magari, ecco, perché insomma sono già più riposato qua. È che vedi, proprio qua sono anche fuori forma, per esempio montagna 70, però ecco cronometro 68, quindi se la beccavo sta forma prima non sarei mai arrivato in top 30. Cerchiamo di tenere almeno il gruppo, cazzo. Dai, qualcuno si sta allontanando, questo è importante. Riusciamo a salire un po' di giri? Dai, comunque 70 in montagna e qua siamo a pendenze del 9,5%, quindi possiamo dire la nostra, piano piano possiamo risalire il peloton, che c'è tutta salita ragazzi, Guarda il gruppo come si è sgretolato, siamo in 59 adesso, siamo in 59. Dai che forse se non mi crolla negli ultimi... ma ancora 9 km. 9 km non sono pochi. Il cume è abbastanza devastato. Siamo in 58 adesso. Tanti si stanno veramente... stanno morendo in pratica, in parole povere. Siamo a pendenze più basse. Non siamo più, chiaramente non facciamo più parte neanche noi del peloton, ma è abbastanza ovvio. Usiamo il gel, va. Dobbiamo dimostrare che non siamo delle pippe, cazzo. C'è una salita importante, un po' più veloci. Tanto anche ci giochiamo tanto, Dobbiamo andare su al nostro ritmo piano piano, se non vogliamo arrivare ultimi. Vorrei recuperare qualcosa nella generale, cazzo, mi hanno devastato per gli obiettivi del team. Mancano... che manca poco. Dai, proviamo a dare tutto adesso. Cerchiamo di dare il tutto, mancano... Dai, 800 metri, ti enduro, Cuba, ti enduro. Vai, va bene. Dai, almeno siamo finiti ultimi, cacchio. Almeno siamo finiti ultimi, dai, forse... 33esimi, beh, dai. 33esimi è già un risultato decente. Ok, vedi, se non mi stanco posso fare le mie prestazioni. Cioè... Ok, nella globale riesco a non essere più ultimi. Ho perso troppo all'inizio. Però eccezionale, perfetto. Stiamo migliorando tanto adesso, Molto bene. Ultima tappa. Ok, tappa tranquilla. Devo solo vedere una cosa, dopo questa non so se possiamo farne un'altra. Beh, abbiamo... sì, dai, ci facciamo anche Murcia. Perfetto. Ok, tappa finale di San Juan. Ok, fuga per 90, cosa fai fughe? Devo fare la fuga. Andare di fugotta qua, Vediamo se riusciamo a fare la fuga. Ok. Cerchiamo magari di non perdere. Sì, siamo già... Dai. Ok. Boh, siamo nel gruppotto. Devo fare più chilometri possibili, ovviamente. Devo anche un attimo riposarmi però perché avevo i morti cani, cioè solo bigo da tirare.
23 km su 90. Ok, diamo una mano. Vedi che sono anche in forma, quindi vedo che stiamo andando meglio. La forma di giornata, come sempre, è fondamentale, ragazzi. Il peloton è a 2,22. 45, siamo a metà. Ok, ho preso l'acqua. Devo riposarmi però adesso perché sto morendo. Dai, facciamo sti 45 km, madonna. 68 su 90. In questo momento è fondamentale riuscire a fare l'obiettivo di Androni Giocattoli, che mi dà molta esperienza per poter migliorarmi. Cioè, in parole povere, questo è quello che devo fare. Dopo, una volta che avrò un ruolo magari un attimino superiore. Ok, 100 su The 100. lead over the pack Oh is yes. dwindling. Attenzione, però mancano 12 km, abbiamo 30 secondi di vantaggio, non succederà niente, però. Another attack in the leading group. Ten kilometers to the Dai, finish line. proviamoci, tanto non succederà niente. Mamma mia, siamo comunque abbiamo fatto. Cioè, abbiamo portato la fuga di giornata quasi da vincere, eh. Cioè, siamo stati bravi, cazzo. 29 secondi. Ecco, è arrivato il gruppo adesso, chiaramente il gruppo None of the è favorites is moving arrivato. an inch. Mancano 5 km, chiaramente non ho più forze. There are just 5 kilometers Però left. godiamoci questa passerella finale, che siamo comunque non messi malissimo. Ok, gel. Ragazzi, ma possiamo tentare. Non ce la fa, però ovviamente. Povero Q. Il Q non ce l'ha And they're fatta. off. It's going to Ma be vince che very sì, fast. vince che sì. A Non vince con il victory Milan, ma vince nel right ciclismo. down to Molto the bene. wire. Wow, he handled his race well. Vabbè, siamo comunque le gruppone, va bene. Now Prima for the best è moments of the finita day. la nostra prima gara. La prima corsa a tappe è andata non bene a livello globale, però quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Ok, dai che tra passiamo anche al livello 3. Obiettivo eccellente. Il tuo manager è presente soddisfatto di questa prestazione, perfetto. 2 punti, siamo a livello 3, molto bene. E ci andiamo a fare anche risultati. Direi bene, direi. Ok, ottimo. Adesso abbiamo il calendario, abbiamo Mursia, ora ci prepariamo per Mursia. Vediamo se metto. No, pausa, va giù. Andiamo di medio. Vediamo. Se facciamo fino su di te per tirare la volata. Rimane in testa gruppo per almeno 25 km. Questa è la tappa. Babini, babini. He's launching an attack. Ecco, se There's not magari much hope in it succeeding, but at least his family gets to see him on andare avanti, TV. grazie. Mazza, se fa fatica. Oh, ci siamo? Raga, cioè non riusciamo a stare. Non riusciamo a stare davanti. Sti qua tirano come stronzi.
Facciamo un po' i giri. Guarda, non mi fa star davanti, ma puttana troia! Ho sprecato energie per niente, non ho parole, guarda. Non ho parole. Sono forti, fanno uno squadrone, no? Ma porca puttana. Vediamo se mi lasciano davanti. Niente. Oh, non c'è niente da fare. Qua rischio veramente di non fare una minchia, eh. Non riesco a star davanti. Non c'è niente da fare. Niente, sta tappa non scopo a fare l'obiettivo perché non mi danno la possibilità di stare davanti, la vaffanculo sinceramente. Alla fine ne ho fatti pochi, chiaramente sempre messo male in classifica. Oh, livello 3 però. Scalatori 6 punti e godo, e qua ne abbiamo tante. A sto punto, cioè, cerchiamo di tenere la maglia anche se la vedo un po' dura. Però bene, cazzo, bene. Vai raga, andiamo per fare qualche punticino ancora nel Gran Premio della Montagna. Invece 30 km di fuga, ma io so penso. No, ma guardatemi però, guardate la bellezza del Cume. Questa è la tappa che spaventa. Sì, dai, il traguardo di montagna, uno è là che danno tutti i premi importanti, guardalo. Aspetta. C'è qualcosa di meraviglioso. F12. Vai. Andiamo boss, andiamo boss. Dopo ne faremo di screenshot più belli. Boh. Cerchiamo di capire se riusciamo. Sono 14 km al Gran Premio della Montagna. Almeno quello vorrei farcela, dai. Avevo una buona forma anche, cacchio. 72 in montagna. Buono, buono, buono. Devo stare attento però, che questi qua partono. Attack! It's now or never for those riders who want to avoid a battle over the last few kilometers. Vai Kuma, andiamo a prenderli, andiamo a prenderli. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Dai Kuma, dai Kuma, dai Kuma, sca miseria. Stiamo un po' perdendo, Abbiamo perso un po' il gruppo 1.
mi piace sta cosa. Dai Kumendon, dai Kumendon. Riprendili sti stronzi, però niente, sto arrivando il gruppo. Non ci voleva questa. Il gruppo a 18 secondi. Dai, dai, che comunque 72 in montagna, Cristo de Dio. Sto vantaggio, non li ribecco. Dai, che almeno devo testarlo anche il piccolo Q. Niente, i primi sono andati. Io sono nel gruppo 2 purtroppo. Riusciamo a prenderli adesso magari? Niente, è andata male. Ok, lo prendiamo, vediamo se prendiamo il gruppo 1, se no 50, 49. Niente da fare. E allora ciao. Comincia la prima salita. Comincia il primo salitone. Devo stare col peloton. Quello avere la prima maglietta colorata è una soddisfazione incredibile, cioè, sono sincero, l'ho presa un po', diciamo, fortunosamente, perché in realtà io stavo tirando per fare l'obiettivo del team, però cazzi loro, sinceramente. Mi è andata bene, ci sta un po' di culo. Qualcuno proverà ad attaccare, chissà. Abbiamo Quintana, abbiamo gente abbastanza forte, abbiamo anche Gigi Hamilton, cioè fece anche Hamilton, quindi. Importante non perdere troppo, grazie. Perché adesso il gruppo si distruggerà chiaramente in questa salitissima, perché è veramente una salita pesante, eh? Noi siamo ancora con il peloton e tanta gente. Scalatori, vabbè, siamo sesti, cioè, fra Porti può vincere il Tour, la Vuelta, diciamo. Grande vecchio, eh? The pace is so high that a few riders are going to be very sore at the end of the day. Ok, stiamo rimanendo nel peloton o nel peloton. Abbiamo tanta discesa e possiamo approfittarne in discesa, che la discesa sappiamo che è un punto forte del Kuma. Però ragazzi, l'è dura, cazzo se l'è dura. Nel gruppo di 47 uomini, 45 il pelotone sta veramente crollando, ragazzi. Ma noi dobbiamo tenere botta. Usiamo il gel adesso, dobbiamo tenere botta, come ti prego. Che voglio fare una buona prestazione in questa seconda tappa finale della Vuelta. La Vuelta de Murcia, della regione de Murcia. Tien duro, vecchio, tien duro. Comunque in montagna abbiamo bei parametri, buonissimo. Dai vecchio Kuma, dai vecchio Kuma. Queste sono le prime scalate importanti, poi la gloria sarà più avanti, ma intanto teniamo. Mancano 2 km dal traguardo della montagna. Purtroppo non ho le possibilità di scattare, lo so.
Guarda veneziano come va, guarda come va, dove amore mio, dove amore, dove? Adesso è il momento più difficile perché ho finito il gel e chiaramente siamo nel momento finale. 800, 800. Siamo in 23, non perdere adesso il pelotone, ti scongiuro, non perdermelo adesso, che cazzo. A 1, porca puttanona. As they go Dai che over puoi the top, riprendere in the riders discesa. breathe a sigh Dai che of puoi relief riprendere in and discesa. hope to recover a bit on the way down. Dai che puoi riprendere in discesa, basta crederci venezianone. Prendiamoci l'acqua. 35 secondi non sono pochi. Dai, devo entrare in questo gruppotto, che cazzo. Non so se ce la faccio. Oh, di poco, Niente. Vabbè. Sono proprio crollato adesso, Siamo crollati alla fine. Pazienza. E basta, stanno riprendendo tutti, che bello. Morto, il cumendino è andato. Oh, tutti mi hanno ripreso, affancuore. Va bene, dai. Va bene così, adesso è giusto anche. 86esimo sono arrivato, è giusto anche insomma fare un po' di esperienza. Ho preso una maglia per un giorno del scalatore, quindi meglio di così. Sinceramente non And poteva here are the andare, race dai. highlights that we've selected for you. Squadra. Cosa ho vinto? Sì, e non l'ho vinta io però, l'ha vinta il nostro amico globale. E cosa avremmo vinto però? Perché... Ah, sì, l'Androni, grande Androni. Godo, godo. KTE hanno fatto la fuga. Ok, contento di Masnada, decimo. 92%, 150, tutto bene. Buono raga, nel prossimo video si va con la popolarissima Treviso ragazzi, giochiamo in casa, non so se mi daranno ruoli importanti, non credo, però sinceramente vorrei giocarmela e fregarmene un po' di quello che mi dice il mister. Bene, cioè, cazzo, abbiamo una bella chance, chiaramente un po' scesa qua, non ho più fatto gare, quindi sono 83%, però mancano 49 punti a livello 4. Non male Cube, non male. Raga, un saluto del comandante veneziano, prossimo video, popolarissima, e poi penso che c'è vediamo, e poi ci spariamo, aspetta, poi ci spariamo la settimana internazionale di Coppi e anche del Bombartari. Raga, un saluto del comandante veneziano, ciao!